io sono Paolo e siamo i canterini del Val Bisagno, che è un gruppo di Tralalero. Qualcuno conosce il Tralalero? Sì. Noi siamo un gruppo un po' più preparato. Noi siamo della Val Bisagno. Della Val Bisagno. Hanno suggerito quelli di prima. Del passaggio. Allora bisogna inventarci qualche domanda nuova, perché sennò... E niente, allora facciamo comunque per fare una spiegazione rapida, il Tralalero, come sapete, è un tipo di canto polivocale nato nei vicoli di Genova, e noi appunto siamo nati in quella che era un po' il fulcro del Tralalero, la latteria d'Utugni, in via Canetto in Lungo. E siamo nati 26 anni fa, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di festeggiare i 25 anni di fondazione al Teatro Modena, dove tutti i canterini hanno partecipato, quindi è stata una gran festa più che altro proprio per sto canto che purtroppo sta andando un po' a scomparire. Perché per i giovani comunque è un impegno, anche perché ora la maggior parte di gente magari pensa che con una bottiglia di vino si canta, però non è proprio così, perché dietro si canta, però si canta male. No, dietro c'è un lavoro molto importante che occupa comunque un giorno alla settimana di prove e molto lavoro. Le voci principali di questo canto sono 5, la voce tenore, il contralto, baritono, chitarra, che è un'imitazione dello strumento appunto, e i bassi profondi, che sono un po' l'organo di tutto il gruppo. Adesso vi facciamo ascoltare subito un pezzo e poi andiamo avanti. Chi vuole fare qualche domanda la faccia senza problemi. Shana